con Ale Paron, dirigente dell'Hockey Breganze, a commentare questa partita giocata per onor di firma, perché ormai i verdetti stagionali erano già stati emessi, un 6-6, almeno ci siamo divertiti, qualche bel gol. Sicuramente, come hai detto te, la partita era ininfluente ai fini della classifica. Breganze è già retrocesso in A2. Questa sera è stata una partita, insomma, viva. Nessuno voleva comunque cedere nulla. Alla fine un 6-6 che appunto ininfluente, però almeno ha divertito il pubblico presente al Palaferrari, che va ringraziato per il sostegno che ha avuto per tutto l'anno per questi ragazzi. Sicuramente il percorso non è stato quello che volevamo a inizio stagione, però c'è da fare ringraziamenti ai ragazzi, ai mister che si sono susseguiti sulla panchina, e mi piace nominare sia Loris che te, Fausto, e anche Roberto, che ci ha accompagnato fino alla fine della stagione, tutti i ragazzi che si sono alternati in pista a giocare, tutti i ragazzi che hanno contribuito durante gli allenamenti, e soprattutto a tutto lo staff che ha seguito la squadra per tutta la stagione, a partire da Presidente Volpe, a Federica, Martina, a Sergio, il preparatore atletico, a Marta. Un grazie speciale da parte mia a Renato e Ago, che mi hanno supportato in panchina, soprattutto nell'ultimo periodo, e tutte quelle figure fondamentali, cronometristi. Adesso non possiamo nominarli tutti, ma l'Hockey Braganza è una grande associazione, formata soprattutto da volontari, da genitori che prestano il loro servizio, e senza i quali anche questa stagione non sarebbe potuta avvenire. Diamo l'appuntamento per le finali? Sì, appunto, non è assolutamente il momento di bilanci, al di là che poi c'è una A2 che ha fatto un brillante sesto posto, considerando che era la formazione con l'età più giovane della categoria, ben allenata da Gabriele Tiella. E a proposito di Gabriele Tiella, sarà impegnato lui e gli altri colleghi per le finali giovanili, che vedranno Braganza in lizza con ben 4 formazioni, le ricordiamo: 13, 17, 19 e 23. La 23 qui al Palaferrarin dal 13 al 16 giugno. Esatto, a metà giugno il Palaferrarin ritorna protagonista di una finale dopo parecchio tempo. Siamo orgogliosi di aver organizzato queste finali Under 23, che vedono protagonisti appunto principalmente i ragazzi della 2, che hanno disputato, secondo il mio personale giudizio, un ottimo campionato, visto che molti poi venivano convocati anche in A1, quindi anche Gabriele aveva le sue, insieme a te avevano un lavoro in più da fare per portare questi ragazzi a un livello per giocare entrambe le competizioni. Con l'Under 23 ci siamo qualificati come primi del nostro girone, quindi giochiamo in casa questo importante avvenimento. Diamo l'appuntamento ovviamente a tutti quanti qui al Palaferrarin dal 13 a domenica 16 giugno, e la nostra stagione poi continua come detto con le finali fino a fine giugno, insomma, ecco. Allora, appuntamento alle prossime occasioni in cui venire qui al Palaferrarin e vedere del buon hockey. Grazie Ale e buona serata.